E dov'è il posto? È pieno, non c'è proprio Non si può parcheggiare? Ci sarebbero, ma è pieno, quello è il punto. Come previsto, tantissimi musulmani di tutte le provenienze ed età sono venuti al campo sportivo di via Canapificio, dove le 3 moschee della città hanno organizzato la preghiera in occasione della festa di oggi, la festa del sacrificio, l'Eid al-Adha. Mi chiamo Shadat Zain, io sono responsabile e presidente della moschea di Via della Rosta, quello è stazione, terza moschea di Udine tutti chiamano, siamo qui. Oggi festa di sacrificio, una festa a tutti i musulmani, abbiamo preso affitto questo campo sportivo perché siamo tanti, sta arrivando fratelli per fare preghiera. All'arrivo i fedeli hanno potuto trovare 2 campi da calcetto separati, uno nel quale c'era l'imam che ha recitato la preghiera e letto il sermone e un altro collegato con un impianto audio al primo in cui hanno preso posto le donne separate da una rete. Fratelli indietro, venite avanti, inshallah, barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Lasciamo spazi per i nostri fratelli, inshallah. Seditevi, inshallah, barakallahu fikum. جلسوا في الخلف بارك الله فيكم. وهذا تقصير من بعض اخوتي في السلفي ان يعلموا الاخوان على مكان الصلاه. نعتذر من الاخوان ان شاء الله. In realtà oggi qui a Udine è venuta talmente tanta gente che ha dovuto prendere posto anche nel tendone dedicato alle donne. Ed eccole qua, separate da una cortina, loro, le donne, ragazze, donne adulte, mature, anziane, che vestono come la tradizione gli abiti migliori di tutti i colori e di tutte le fogge, e i bambini giocano in mezzo alle loro madri, sorelle, aspettando che cominci il momento della preghiera. Allahu Akbar. الله أكبر إياك الله أكبر الله أكبر الله أكبر Ma quando per l'imam Ahmed Ifrad arriva il momento di pronunciare il sermone, c'è un piccolo fuori programma. Infatti lui recita tranquillamente il sermone in arabo e poi quando arriva il momento di tradurlo in italiano, i fedeli, evidentemente già soddisfatti, si alzano e se ne vanno.